tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi.
È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero. Sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, La ragione per cui vivo è adorarti, Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benigni
per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò per te. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Gloria. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino, gloria di oggi, il 26 settembre 2024, giovedì. Siamo qua insieme per adorare e benedire il nome santo e potente di Gesù, il nome che ha di sopra ogni nome. Noi siamo la Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria Italiana, e io sono il pastore Victor Lopez e per la bontà di Dio sarò con voi stamattina per essere in preghiera, lodando al Signore e portando un consiglio biblico. Vorrei ringraziare il Signore per la tua vita, per la tua presenza. Vorrei dirti che se tu non sei ancora iscritto su questo canale, hai l'opportunità di iscriversi. Allora, AD Arca Missionaria, piattaforma YouTube, AD Arca Missionaria Italia, e così tu ti iscrivi, condivide e lascia tuo mi piace. Così ogni mattina che saremo in diretta potresti partecipare con noi di questa preghiera. È sempre un piacere e una gioia molto grande essere qui con voi e dare gloria al nome santo di Gesù insieme. Vorrei mandare un abbraccio a tutti che sono in diretta con noi stamattina, che Dio vi benedica abbondantemente, benedica la tua casa, la tua famiglia. E vorrei anche mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli delle basi missionarie. Ecco, le Shea Damit, che sono le chiese evangeliche Assemblee di Dio Arca Missionaria Italiane, sono in 3 province: Firenze, Pisa e Verona. Se tu non conosci ancora queste province, queste basi missionarie, puoi seguire su Instagram. Abbiamo
il profilo su Instagram di questi settori ecclesiastici, settore 01, settore 02 e settore 03. Approfitto per mandare un abbraccio grande al nostro missionario del settore 2, Marco Lillo, la Denisa, Enea, la Jamili, la Carminha, che Dio benedica tutti i nostri missionari che sono lì nella base missionaria del settore 02 a Pisa Centro e a Monticerboli, Pomarance. Dio vi benedica. Vorrei mandare anche un abbraccio grande ai nostri fratelli del settore 03 della provincia di Verona, i nostri missionari Giovanni ed Ariana. Che Dio vi benedica, e tutti i fratelli che sono nelle basi missionarie, agli operai, che Dio benedica abbondantemente ognuno di voi, che possiamo seguire facendo la volontà di Dio e finché Lui tornerà. È la nostra speranza, che Lui torni e così ci porterà con sé. Dove sarà Lui, saremo anche noi. Lui ci ha fatto una promessa: non turbate i vostri cuori. Credete nel Padre, credete in Dio e credete anche in me. Ha detto Gesù così. Perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse così, non vi avrei detto. Così vado e vi preparo dimore e tornerò, perché dove sarò io, sarete anche voi. Alleluia! Che benedizione. È così che seguiamo con questa speranza. L'Apostolo Paolo ha detto che le sofferenze di questo tempo non si paragonano con la gloria che verrà. Allora, che possiamo restare saldi, costanti, abbondanti nell'opera del Signore. Gloria a Dio. Fratelli, se avete una richiesta specifica di preghiera, se volete mandare un suggerimento, se avete una testimonianza, se volete contattarci per un colloquio nella sala pastorale, potete anche contattarci su questo numero 351 360 4320. Questo è il numero della Share Damit WhatsApp, dove tu puoi contattare mandando la tua richiesta di preghiera, il tuo suggerimento, dove tu puoi prenotare un colloquio per parlare, una seduta, così sarà disponibile questo canale perché i fratelli abbiano questa opportunità di parlare, di condividere e essere con noi. Vorrei anche ringraziare e benedire la tua vita, tu che sei un cooperatore, donatore, offerente, decimiste dell'opera del Signore, tu che mantieni economicamente questa missione. Vorrei ringraziare Dio per la tua vita, perché veramente sono poche persone che hanno questo amore per l'opera missionaria, per l'evangelizzazione, e sono pochi quelli che sostengono la missione. Ma vorrei ringraziare te, perché questi pochi fanno la differenza. Vorrei ringraziare tutti i nostri fratelli nelle basi missionarie che nei culti offrono, contribuiscono, danno la loro decima. Che Dio vi benedica, che Dio vi faccia prosperare in ogni cosa. Se tu non hai un lavoro, se tu hai la porta chiusa, se tu hai una causa nel tribunale, metti davanti al Signore questa situazione. Fa un voto al Signore, sia fedele al Signore, e così noi saremo in preghiera. Manda la tua richiesta di preghiera anche per questo. Se tu hai una situazione da risolvere economicamente, se tu hai bisogno di un miracolo, fa un voto a Dio. Fai un voto. Noi vogliamo ringraziare ai fratelli che sono in Italia, che cooperano, che contribuiscono. Vogliamo ringraziare ai fratelli che sono fuori Italia, in Brasile, che ci mantengono
che ci mantengono qui. Vorrei ringraziare il pastore Roberto, la Chiesa in Brasile che ci sostiene, io e la missionaria Priscilla siamo 100% sostenuti dalla Chiesa in Brasile e durante questi 6 anni loro fedelmente ci mantengono qui. È una sfida molto grande per loro perché lavorano quasi 7 volte per mandarci il sostegno qua, e quindi vorrei ringraziare Dio per la vita del nostro pastore Roberto, della missionaria Iraci e di tutta la Chiesa brasiliana che ci sostiene per fare quest'opera in Italia per l'Italia. Questo è il bello, perché non è una missione brasiliana, è un'opera fatta per l'Italia, in Italia. Che Dio vi benedica, cari fratelli brasiliani, in Brasile, nella provincia di Pernambuco, nella città di Abreu e Lima. Dio vi benedica abbondantemente. Vorrei anche ringraziare i nostri fratelli che sono fuori Italia, in Europa, che anche ci mantengono qui. Che Dio benedica fratelli che sono in Spagna, fratello Marco, che ogni mese manda la sua offerta missionaria. Vorrei ringraziare Dio per la vita della missionaria Mirella, che ogni mese manda la sua offerta missionaria. Vorrei ringraziare ai fratelli che sono in Albania, in Romania, in Croazia, in Grecia, in Germania, in Svizzera. Che Dio benedica tutti i fratelli cari che di un modo o l'altro sostengono questa missione. Grazie per la vostra offerta missionaria. Che Dio vi benedica abbondantemente. Se tu ancora non fai la tua offerta missionaria, la puoi fare tramite queste coordinate bancarie nel conto della Share Damit di Firenze. C'è l'Iban, il BIC e potete fare la vostra offerta. Dio vi benedica. Fratelli miei, mandate la vostra richiesta di preghiera e seguiamo in preghiera in nome di Gesù. Gloria al Signore. Preghiamo stamattina. C'è una richiesta di preghiera qui. La sorella Patrizia chiede preghiera per la sua figlia, la sua bambina che sono all'ospedale, e per suo figlio Brian che l'8 c'è un'udienza al tribunale. Ok, preghiamo per Roshana e la bambina. Io prendo nota di tutte queste richieste. Se tu hai una richiesta la puoi fare. Approfitto in questo momento che stiamo prendendo nota di queste richieste. La preghiera, fratelli, è molto importante e noi dobbiamo considerare ogni richiesta. Vorrei anche chiedere ai fratelli di pregare per la missione, per i nostri missionari. Preghiamo per la missionaria Denisa, per la sua salute. Preghiamo per Marco Lillo. Preghiamo per la sorella Dariana, per la missionaria Dariana, per il missionario Giovanni, per la missionaria Carminha e la sua famiglia che è in Brasile, che suo fratello non sta bene. Preghiamo per lui. Preghiamo anche per la sua cognata. Preghiamo per la missionaria Jamili. Vorrei chiedere preghiera per noi qua a Firenze. Preghiamo per la Lia, per Davide, perché il Signore continua operando. Vorrei chiedere preghiera per l'Anna Maria, per la Milvia. Sono molte richieste di preghiera. Per l'Arter, preghiamo per loro, per i bambini, per gli adolescenti. Consideriamo, preghiamo per Massimiliano, continuiamo in preghiera. Però non dimenticare, fratelli, quando ricevete
la benedizione, quando il Signore esaudirà la nostra preghiera, tornate per ringraziare. Tornate per ringraziare, perché così ci spinge a continuare in preghiera. Va bene? Preghiamo in nome di Gesù anche per tutti gli assistiti del progetto Non Sei Solo, siano gli alunni e siano quelli che vengono per il pacco alimentare e adesso per la mensa. Vorrei dirvi che ogni martedì, giovedì e domenica a Firenze, via il Prato 40 Rosso, abbiamo la mensa al mezzogiorno. Questa mensa viene prenotata, è gratis, ma viene prenotata perché abbiamo posti limitati. Quindi se conoscete qualcuno che è qua a Firenze che ha bisogno, chiamate in questo numero, mandate un messaggio su questo numero di WhatsApp prenotando posto per la mensa, sia martedì, giovedì e domenica. Di mercoledì abbiamo posti liberi in via San Giusto 2, Firenze, zona lì di San Giusto, Torregalli, vicino all'ospedale di Torregalli, San Giovanni di Dio. Potete anche chiedere, prenotare per il pranzo lì. Lì in via San Giusto abbiamo anche il mercatino di vestiti gratis, abbiamo anche il pacco alimentare, iscrizioni sono aperte, le iscrizioni per il pacco alimentare lì. Quindi tutti che sono a Firenze o a Scandici possono andare lì a Signa, alla Strassina, tutta quella zona là, possono venire a quella base missionaria che assiste quella regione. Ok. La Marisa, un saluto Marisa, Dio ti benedica. Ho sentito il tuo vocale, appena posso ti rispondo con precisione. Dio ti benedica. Un saluto alla famiglia di Marisa e preghiamo per tutta la famiglia, perché il Signore possa operare. Amen. Preghiamo per la tua famiglia, Marisa. Dio è grande. Dio è grande. Preparatevi per la lettura biblica. Il consiglio biblico oggi si trova nel Salmo 11. Preghiamo al Signore in nome di Gesù. Padre, siamo qua stamattina in nome di Gesù tuo Figlio e vogliamo ringraziarti per questo giorno in più che ci dai per essere qui insieme in preghiera. Gloria al tuo nome. Ci ispira, Signore, in questa preghiera, perché insieme, ovunque siamo, possiamo essere in una stanza, non fisicamente, ma uniti nello stesso spirito, in un solo spirito, in una sola mente. Oh Padre, considera la nostra debolezza, la nostra fragilità, perché siamo fallibili, siamo deboli, siamo veramente persone che dipendiamo da te, dipendiamo dalla tua grazia, dal tuo amore, dalla tua misericordia. Oh Signore, riconosciamo i nostri falli. È vero, non siamo come dovevamo essere. Riconosciamo che potevamo essere di più, potevamo fare di più. Noi che vogliamo tanto la giustizia, ma siamo ingiusti. Noi che vogliamo tanto la correttezza e tante volte sbagliamo e tante volte facciamo le cose non buone. Vorrei chiederti stamattina che prima di tutto, Signore, tu usi di misericordia verso di noi.
perché se non è la tua misericordia saremo consumati. Usa di misericordia verso la nostra vita, verso la nostra casa, la nostra famiglia, verso la nostra piccola fede, Signore, che tante volte non ti gradiamo perché ci manca la fede. Tante volte non siamo graditi perché ci manca questa fede, la fede vera, di credere, di riconoscere che tu sei l'unico Signore. Oh Padre, in nome di Gesù tuo Figlio, vorrei pregare e chiederti che tu possa illuminare la nostra strada, che tu possa toglierci dal buio, toglierci di una condizione di schiavitù, perché a volte siamo schiavi di tante cose. Pensiamo solo che siamo schiavi se non siamo pagati, ma la schiavitù ci toglie il diritto di andare e tornare, di avere una identità, una scelta. E ci sono persone che conosco che mi hanno detto: non riesco a abbandonare questo, non riesco a smettere di fare questo. Oh Signore, ci guarisci e saremo guariti. Spirito Santo, tu che lavori in una dimensione più alta, tu che lavori in una dimensione che gli uomini non raggiungono, ti prego Spirito Santo, lavora in noi. Lavora dentro della nostra, lavora dentro non solo del nostro corpo, ma soprattutto, Signore, lavora nei nostri cuori e nelle nostre menti. Che possiamo, oh Padre, considerare, riconoscere che tu sei il Signore, l'unico Dio, Adonai. Oh, alleluia. Signore, ti prego stamattina per la vita di tutte le persone che sono qui in diretta con noi, per quelli che vedranno dopo. Signore, grazie per questa opportunità di risveglio spirituale. Tante volte noi trascuriamo questo perché diciamo non abbiamo tempo, non ho tempo, non posso, non ce la faccio, non riesco. E trascuriamo la preghiera, trascuriamo questo momento con te. Che questa preghiera del mattino sia una spinta ai fratelli, a me, perché possiamo tornare a quella vita sensibile a te, a quella vita di adorazione, dove prima di fare qualsiasi cosa preghiamo, prima di decidere preghiamo. Oggi viviamo in un tempo così assoluto dagli uomini che tutto è deciso o senza consultare te o senza i parametri biblici.
Oh Signore. Dove andremo noi se soltanto tu hai le parole di vita? Padre, vorrei chiederti in nome di Gesù, per tutti i bisogni, tutte le necessità di queste persone, Signore. Sono richieste che arrivano, sono urgenze, Signore. Considera queste urgenze. Considera, Signore, che queste persone hanno bisogno veramente di un intervento tuo nella loro vita, nella loro famiglia, nel loro lavoro. Signore, ti prego, Padre, ti prego che tu possa operare, Signore. Ti prego che tu possa fare ciò che io non posso fare, Signore. Quanto è buono essere nella tua presenza. Quanto è buono fare la tua volontà. Quanto è buono, Signore, servirti. Tu sei grande. Tu sei grande, Signore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu puoi agire in ogni situazione. Signore, tu fai dal niente tutto. Tu hai in mano la vita, tu sei la vita. Vedi questa persona che si trova male, vorrei chiederti per Arthur, per Anna Maria, per la Milvia. Vorrei chiederti, Signore, per la salute della Roshana, della nipote di Patrizia. Vorrei chiedere per la sorella Edina, Signore. Oh, Signore Gesù. Vorrei chiederti per Riccardo, per Adriane. Opera, Signore, in quelle vite. Ti prego che tu possa operare. Fa, Signore, una opera stamattina nella salute di queste persone. Vedi quelli che sono in ospedale, Signore. Ti prego per il nipote della Odovia, che tu possa fare quel bambino parlare, Signore. Che tu possa levare, togliere da lui quella deficienza. Guariscelo, Signore, per la gloria del tuo nome. Vorrei chiederti, Signore, stamattina per tutti i tossici dipendenti. Signore, libera queste persone, sia del vizio della sigaretta, dell'alcol, della droga. Signore, libera queste persone, libera queste menti oppresse, Signore. Alza un esercito restaurato in questa Italia, trasformato, che possano condividere la loro testimonianza dicendo: un giorno ero schiavo di questo, oggi sono libero.
e in nome di Gesù sia anche te libero. E anche in nome di Gesù sia te libera. Signore, restaura queste persone. Portali alla tua presenza. Salvali perché possano testimoniare la potenza che ha nel potente, grande nome di Gesù. Padre, ti prego, Signore, per le coppie, per i matrimoni, per le famiglie, per quelli che si trovano deboli, che si trovano senza fede, che non hanno voglia, Signore, non hanno forza per servirti, dicono non ce la faccio, e la verità non è questa. Sono sedotti dal mondo, sono coinvolti col mondo. Ti prego, Signore, che tu possa liberare queste persone, perché possano come figli tornare a te, perché tu sei il Padre pronto ad abbracciare, ad fare festa, ad celebrare il ritorno del tuo figlio prodigo. Oh Pastore Gesù, porta la 100ª pecora all'ovile, quella pecora smarrita che un giorno ti ha servito, che un giorno ha predicato, che un giorno ha fatto tante cose nel tuo regno e oggi si trova ferma, con una scusa, dicendo questo, quest'altro, quando tutto è scusa, è tutto scusa. Possiamo, quando vogliamo possiamo, ma se esiste qualche impedimento, Signore, oggi leva questo impedimento, questo blocco, perché questa persona possa servirti. Ti prego, Signore, per Massimiliano, che tu possa operare nella vita di questo ragazzo e che lui sia una testimonianza viva in quella regione, ai ragazzi, alle persone che possa dire io ero così e oggi sono libero per il nome di Gesù. Ti prego, Signore, per Brian, il figlio di Patrizia. Ti prego, Signore, che tu possa essere in quell'udienza. Che tu possa, Signore, usare di misericordia. Usa di misericordia, Signore. Usa di misericordia perché soltanto tu, Signore, puoi fare. Ti prego, Padre, per i missionari, per i pastori, per il progetto Non Sei Solo. Vorrei chiederti per i nostri missionari, Signore, in provincia di Pisa, in provincia di Verona, qui a Firenze. Signore, aiutaci a fare questa missione. Ci rinforza, Signore, per fare questa missione, Signore. Ti prego che tu possa consacrare, Signore, preparare, formare, provvedere diaconi per la tua opera. Provvedi, Signore, uomini che abbiano una buona testimonianza, che siano pieni di Spirito Santo. Oh, Signore, ti prego. Vedi questi uomini, i mariti, Signore, che ancora non sono credenti, che non hanno voglia di servirti e dicono che non hanno tempo, che loro possano essere risvegliati. Restaura la famiglia
Restaura l'altare di questa famiglia, Signore. Restaura l'altare di questa famiglia, Padre. Ti prego, Signore, per la nazione italiana, ti prego per questo paese. Oh, Signore, che tu possa operare, Signore, in questa nazione. Opera, Signore, salvando, liberando, restaurando, portando queste persone a te. Dal nord a sud d'Italia, Signore. Oh, alleluia. Ti prego per le autorità, per i carabinieri, per quelli del potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Ti prego, Signore, per il primo ministro. Ti prego per tutti i sindaci, Signore. Ti prego, Padre, per il presidente, per tutte le autorità anche spirituali, Signore, per tutti i pastori, per tutte le chiese. Signore, ci unisce. Rompi questo detto, siamo pochi ben divisi. Rompi, Signore, rompi questo detto e ci fa essere uniti in un solo corpo, in una sola mente, in un solo spirito, in un solo Signore, in un solo proposito. Oh, alleluia, alleluia, gloria. Alleluia! Grande, grande è il Signore. Signore, ti prego per quella causa a Monte Scerboli. Oh, Signore, aiutaci, provvedi ogni cosa. Fai il tuo miracolo, Signore, concludi l'opera che hai iniziato lì. Ti prego per la salute della missionaria Denisa, ti prego per la famiglia di Marisa. Ti prego per Domenico, Signore, prepara un futuro brillante per quello ragazzo, per Daniel. Ti prego, Signore, per la famiglia, tutta la famiglia di Daniel, sua mamma, suo papà, suo fratello. Ti prego, Signore, per i vicini. Ti prego per gli abitanti di Montiscerboli, Larderello, della Val di Scescina. Ti prego, Signore, per tutta la provincia, Signore, di Firenze, di Pisa, per la regione toscana. Ti prego, Signore, per la provincia di Verona, per tutto il Basso Veronesi, per i nostri missionari che sono lì, Signore. Continua rinforzando Giovanni. Continua, Signore, essendo con lui, continua operando nella sua vita. Benedice Dariana, Signore, che tu possa aiutarla, rinforzarla, guidarla, Signore, sia la sua forza, il suo aiuto, la sua salute. Benedice, Signore, tutti i nostri fratelli lì, Salvatore, Rossana, Vanusa, Luca e Ignazio, Vicenza e tutti altri, Signore, Christian, la sua famiglia, in nome di Gesù, Signore. Ti prego, continua con noi, Signore. Aiuta me, Priscilla. Ci guida in ogni cosa, rinforzaci. Oh Signore, aiutaci a servire in tua mensa, nella tua opera.
evangelizando, portando la parola. Signore, ti prego per il ritorno della missionaria Carminha, che tu possa essere con lei in quel ritorno, in quel viaggio. Grazie, Signore, per tutti i fratelli che sono con noi in preghiera, che ci aiutano. Ti prego per i documenti di Vinicius. Oh, alleluia! Ti prego per Lucas, la sua famiglia, per Giumara. Ti prego per Adele, la sua famiglia. Signore, salva il marito di Giumara, il marito di Adele, per la Gladys, per la Ruby. Oh, Signore, ti prego per quelli che non possono nemmeno parlare qui il nome. Alleluia. Signore, ti prego per il vivaio missionario, per il corso di formazione per i nuovi missionari. Ti prego per la conferenza missionaria, che sia un tempo di rinnovo, di risveglio. Signore, che la tua presenza sia in tutto il programma. Parla con noi, usa quelli che parleranno. Signore, ti prego, aiutaci. Non ti prego di darci una mano, perché una mano non abbiamo bisogno di te completamente. Grazie, Signore, per questa mattina. Ci guida in tutta questa giornata. Ci fa solidi come una roccia, edificati su di te, Signore. Che nel vento, né tempesta ci smuova. Che possiamo essere saldi in te, Signore. Benedice la Nemesis, sua famiglia. Signore, ti prego per suo marito Christian, Signore. Ti prego per Caterine, ti prego per Erwin, la sua famiglia. Ti prego, Signore, per la Elisabeth, Raymond, i suoi figli, la sua famiglia, la Nati, Christian. Signore, opera, Padre. Opera, Signore. Tu puoi fare tutto. Tutto. Oh, alleluia! Guida i miei passi. Rinforza le mie mani, il mio cuore, Signore. Ti prego per la Franca, per il Sergio, che ci aiutano tanto lì a Scandici. Ti prego, Signore, per la Lia, Davide. Ti prego, Signore, per la Valeria, per Andrea. Signore, ti prego per mio pastore. Grazie per la vita del mio pastore, Signore. Alleluia. Oh, Signore, soffia in noi il tuo vento. Porta la cenere via. Accendi l'altare con fuoco santo. Dacci parole giuste per parlare di te alle persone. Ti prego, Signore, per la Samuela, per la Monica, la nuova maestra.
Signore, che tu possa dare a lei possibilità di fare di più e che questo incontro sia un incontro tuo per la tua gloria. Ti prego per la Samuela, sia con lei, per suo marito, per le sue figlie. Oh Signore, oh Signore. Signore, abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno di te. Ma ci fidiamo, Signore, perché so che tu non manchi mai, che tu non fallisce mai, che tu, Signore, arrivi nel momento giusto. Alleluia. Tu sei arrivato lì quando Pietro stava affondando. Ti prego per la missionaria Deborah. Grazie per la sua vita, Signore, per la disponibilità di venire, di aiutarci. Signore, di servire. Ti prego, Signore, per la sua salute, per il suo futuro, perché tu possa condurla in ogni cosa, che lei possa capire la tua volontà, che tu possa aprire una porta, che lei possa entrare in questa porta. Ma tu sei marito delle vedove e tu sei padre degli orfani. Tu sei il Signore che hai cura di noi, Signore, del nostro futuro. Che tu possa essere nel presente con Deborah, ma anche nel suo futuro. Oh Signore. Benedice, Signore, la tua opera, il tuo regno in questo paese. Ti prego per la missionaria Mirella, ti prego per Marco di Spagna. Ti prego, Signore, per queste altre nazioni che mi chiedono, pastore, apri una base missionaria qua in Spagna, in Svezia, in Albania, in Romania, in Grecia, in Croazia. Ma noi abbiamo bisogno di rinforzare l'Italia perché qui in Italia possa essere un vivaio missionario dove possiamo mandare missionari fuori. Signore, che io possa essere d'aiuto e di utilità nel tuo regno. Ti prego per il notaio. Ti prego, Signore, per il geometra. Ti prego per il commercialista, quelli che aiutano nella chiesa. Ti prego, Signore, per quella persona che abbia l'intendimento della tua parola e che possa essere resa a te. Tu puoi fare tutto, Signore. Ogni cosa è possibile. Alleluia. Amen, Signore. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Leggiamo il consiglio biblico di oggi, fratelli. Salmo 11. Lasciate il vostro mi piace, non dimenticare, non andate via. Lasciate mi piace, condividete, iscrivetevi sul canale così possiamo arrivare a altre persone. Salmo 11, un salmo di Davide. Io confido nel Signore. Voi
come potete dire all'anima mia, fuggi al tuo monti come un uccello? Poiché, ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarli nell'oscurità contro i reti di cuore, contro i reti di cuore. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Il Signore è nel suo tempio santo. Il Signore ha il suo trono nei cieli. I suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni e accesi, zolfo e vento infuocato sarà il contenuto del loro calice. Perché il Signore è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto. Tu puoi dire amen? Il consiglio biblico di oggi è confidare nel Signore. Non lasciare, non perdere la fiducia. Non perdere la fiducia nel Signore, perché Lui è buono, Lui è fedele, Lui non manca, Lui non fallisce. Davide ha detto: io confido nel Signore. Voi come potete dire all'anima mia, fuggi al tuo monti come un uccello? Come mi potete dare questo consiglio? Era questo che Davide stava dicendo. Come dite questo a me, se il Signore è nel suo tempio santo, se il Signore ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano, i figli degli uomini, se il Signore è giusto? Fratelli, il mio consiglio per te stamattina, secondo la parola di Dio, è di continuare a avere fiducia nel Signore, perché Lui vede tutto. Lui è nel suo tempio santo. Lui ha il suo trono nei cieli. Il tuo problema dov'è? Sotto il cielo, no? Ma Dio sta al di sopra i tuoi problemi. Perché tu devi fuggire al monti come un uccello? Perché tu devi fuggire, non fuggire. Questa situazione, questa prova, questa difficoltà mi fa ricordare un consiglio biblico che ho ricevuto da una sorella che un giorno passava una prova molto grande, molto grande. E non comprendevo perché ero un bambino ancora nella fede. Ero un neonato spiritualmente. E mi ricordo che non sapevo gestire quel momento, quella prova, quella situazione. E la mia voglia era fuggire, scappare. Prendere il primo treno, il primo autobus, il primo aereo, il primo carro di cavallo, qualsiasi cosa. Non importava come, dove, io volevo andare via. E quella sorella ha detto, tramite lo Spirito Santo, una cosa che io già sapevo, ma mi ha rinforzato in quel momento dicendo: Victor, tu sei una scuola di preparazione, perché Dio ha una sedia nel governo fra i principi per te, nel governo della Chiesa, fra i principi.
E io sapevo di quello, ma non ero consapevole di quello. Io sapevo, ma non erano consapevoli, perché Dio, per metterci seduti in un posto di responsabilità, ci prepara, perché Dio non è irresponsabile. E molte volte la scuola è difficile, ci fa piangere, ci fa perdere il sonno, ci fa avere angoscia, ma è la preparazione. Quindi ti consiglio a continuare avendo, a, a continuare avendo fiducia in Dio e non fuggire e non scappare. Che Dio ti benedica. Buona giornata, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua famiglia, oggi e per sempre. Amen.